Buonasera a tutti e benvenuti. Mi presento, sono Mirella Bagliana, il sindaco di Vittorio Veneto, o sindaco come preferite. Questa sera sono molto felice di essere qui e di condurre la serata. Di solito qui al posto mio, nelle serate precedenti, c'era il mio assessore Enrico Padoan, ma oggi è arrivata la sua seconda figlia, quindi è diventato papà oggi da poche ore, quindi a me ho il compito di condurre questa serata. E dicevo, sono felicissima di introdurre e di compartecipare appunto a questo evento questa sera. Do innanzitutto un caloroso benvenuto a tutti voi e un super saluto a Mara Navaria che è qui con noi, un applauso, ecco, alla super campionessa. Veramente per noi, per la città di Vittorio Veneto, è un onore averti qui, ospitarti e voglio dire perché oltre ad essere una campionessa penso che poi la tua storia di vita anche personale parli da sola, quindi sei una campionessa a 360 gradi, no? Perché ricordiamoci, i campioni hanno anche una vita privata da condurre e quindi brava, ecco, brava Mara. E saluto e ringrazio anche Michela Tocchet che è qui con noi, anche lei è psicologa, e poi la presento e lei ci aiuterà nel dialogare appunto con Mara. Questa serata è stata organizzata assieme anche all'associazione Scherma Vittorio Veneto e saluto il presidente Battista Zardet che è qui con noi in sala e il vicepresidente Flavio Casagrande che è qui al tavolo, che dopo darò la parola. E quindi saluto tutti gli atleti della Scherma Vittorio Veneto, vi ringrazio di essere qui con noi e allo stesso modo saluto e ringrazio anche l'Accademia Scherma di San Marco, anche di Vittorio Veneto, e anche a voi grazie di essere presenti questa sera. E con la Scherma Accademia San Marco è presente anche la Presidente Maddalena Pasini, a cui dopo concederò la parola per un saluto. Allora, direi di procedere in questo modo. Adesso do parola a Flavio, così farà un saluto anche a nome della società e poi darò la parola anche a Maddalena. Ecco, prego Flavio. Grazie. Tanto buonasera a tutti, anche a chi ci segue da casa grazie alla nostra tenda TV. Sport e cultura. Ma intanto ringrazio l'amministrazione di queste serate che ha dedicato allo sport. Spero che siano un appuntamento che possa essere ripetuto anche negli anni prossimi e farei un applauso di buon augurio all'assessore Padoan che appunto ha avuto questa bella sorpresa oggi e non è qui presente, però sì, stavo guardando, vi rubo poco tempo, io sono un po' lungo però cerco di trattenermi, che mai sala poteva essere più adatta ad ospitare questa sera una campionessa olimpica di spada, perché abbiamo un bellissimo affresco qui che rappresenta la battaglia tra Ceneda e Serravalle e se vedete è pieno di spade, no? Però oltretutto dopo mi giro e in fianco abbiamo cosa? La giustizia che è rappresentata con la spada in mano, il bene e il male, no? E dunque meglio di così cosa poteva essere una campionessa appunto di spada. Ecco, Società Scherma Vittorio Veneto, la Scherma a Vittorio dal 1970, è rinata dopo un periodo di pausa e abbiamo accettato volentieri questo incontro anche perché il nostro scopo è quello di coinvolgere la cittadinanza non solo nello sport ma proprio anche per far conoscere la Scherma. Dunque il nostro motto quando ci siamo ricostituiti nel 2017 era proprio Scherma per tutti e questo è il nostro punto di forza e a cui vogliamo puntare. Se comunque volete conoscere la Scherma senza rubarvi tanto tempo, abbiamo la nostra pagina Facebook, la nostra pagina web e dunque
lì potete trovare tutte le informazioni che volete. Io ringrazio i ragazzi che sono qui presenti, tutti i ragazzi che fanno scherma e soprattutto i genitori che ci permettono di avere questi ragazzi in sala che fanno il sacrificio di portarli, venirli a prendere e sopportano anche i lunghi percorsi per fare le gare. Ringrazio tutti, ringrazio Mara, ringrazio la dottoressa e i saluti finali. Grazie, grazie Flavio. Allora, ecco se Maddalena Pasini, ecco Maddalena, prego, del Presidente dell'Accademia Scherma San Marco. Grazie Maddalena di essere qui stasera. Io sarò brevissima. Io ringrazio tantissimo l'amministrazione comunale. Microfono Maddalena. Scusami. Ringrazio le famiglie e tutti gli atleti presenti in sala. È bellissimo vedere la sala piena. Avere 2 società Vittorio Veneto credo sia una cosa molto prestigiosa. Noi siamo neonati, però siamo qua e partecipiamo a questo evento. Ringraziamo Mara Navarria per prima di essere qui stasera con noi, e l'amministrazione comunale e Scherma Vittorio Veneto per aver collaborato a questo evento. Grazie. Allora, come è stato detto, la rassegna che è stata indetta così si chiama Cultura e Sport e è stato ribadito più volte durante le serate precedenti, insomma, di quanto noi pensiamo che lo sport sia cultura, nel senso che l'abbiamo un po' fatta nostra come amministrazione, no? Quello che l'attività sportiva debba sì, non solo essere vista prettamente come attività sportiva fine a se stessa, però ha in sé tutta una serie di valori, di attitudini, di ambiti che poi, come si può dire, plasmano la persona, la fanno diventare un'altra persona, e quindi noi come amministrazione proprio viviamo lo sport in termini di completezza, no? Per quanto riguarda soprattutto i ragazzi più giovani, ma dico un po' in generale, avere la mentalità sportiva diciamo fa un po' la differenza anche nella quotidianità della vita, no? E questo è un po' il nostro intento. Adesso io vado a presentare nell'ordine Michela Tochet, che ringrazio nuovamente per essere qui con noi. Lei è psicologa di comunità e educatrice, lavora a scuola e sul territorio in progetti legati a bambini, adolescenti, giovani e famiglie, con un focus particolare al creare e a fare rete attorno ai minori e agli adulti di riferimento. In passato atleta e insegnante di ginnastica artistica, segue nel tempo diversi progetti legati allo sport e alle società sportive, partendo come di prassi nel suo lavoro dalla raccolta dei bisogni per creare progettualità che possono darne risposta. Complimenti Michela e grazie di essere qui con noi. Ed ora la biografia di Mara Navarria, che è lunga, molto lunga. Ecco, fa parte del centro sportivo dell'Esercito, nasce nel 1985 a Udine, in Friuli Venezia Giulia, inizia a tirare di scherma intorno ai 10 anni come sport invernale alternativo alla canoa, e ce l'ha spiegato prima quando ha incontrato i ragazzi appunto all'interno della palestra, e non smette più ottenendo una serie di successi individuali e a squadre. Nel 2018 ha vinto la Coppa del Mondo e i mondiali di squadra a Wuxi in Cina. A luglio nel 2021 ha vinto con la nazionale italiana di spada, composta da Fiammingo, Isola, Santuccio, la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo nel 2020. Ok. Qua c'è stato un errore forse. A luglio del 2021 ha vinto con la nazionale italiana di spada e Tokyo 2020 era 21 perché c'era il Covid, bravissima, ho avuto ecco, bravissima, sì. Ecco. A luglio del 2022 ha vinto il bronzo nell'individuale e l'argento nella prova a squadre all'Europeo di Ataglia. A luglio 2022 ha vinto l'argento a squadre ai mondiali del Cairo. Tra giugno e luglio 2023 ha vinto il suo 4º titolo italiana, è diventata vice campionessa europea e ha vinto il bronzo mondiale a Milano del 2023.
Con la squadra italiana di spada ha vinto un bronzo ai Giochi Europei di Cracovia nel 2023, l'argento ai Campionati Mondiali di Milano 2023 e dopo 17 anni l'oro agli Europei del 2024, titolo che mancava da 17 anni. Aspettate, non è finita. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 con la squadra composta da Rossella Fiammingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio ha vinto l'oro, conquistando per la prima volta il titolo olimpionico per l'Italia e la 50ª medaglia per la scherma italiana. Si allena tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, a Treviso, e vive a Carlino, in provincia di Udine, con il marito che è in sala, Andrea Lococco, il suo preparatore fisico, tra l'altro, grazie, e ha un figlio, Samuele, che ha l'età di 11 anni. Ha una laurea specialistica in scienze motorie e un master in marketing sportivo all'Università di Tor Vergata. Dal settembre 2019 è ambassador della regione Friuli Venezia Giulia, anche quello, e Giulia è testimonial di Fondazione AERC. Perfetto. Ecco, io avrei finito, questo è lunghissimo e faccio un grande applauso a... praticamente, voglio dire, è veramente impressionante quello, da un punto di vista come atleta, quello che hai raggiunto. Penso che pochi possono vantare una serie di titoli così importanti e quindi veramente noi siamo felici questa sera di ascoltarti proprio in tutta la tua, voglio dire, in tutte le tue esperienze, in tutto quello che hai passato, quello che hai vissuto, in come sei cresciuta, e anche vorremmo ascoltarti anche per il tuo futuro, quindi poi ti chiederemo anche delle notizie rispetto al tuo futuro. Ecco, cedo la parola a Michela e la ringrazio di nuovo. Michela dialogherà con Mara e dopodiché cederemo la parola a voi se c'è qualche intervento anche dal pubblico. Prego, grazie. Il video, scusate, ecco, vedete che il mio assessore... Ecco, faccio partire un breve video che racconta un po' di Mara.
Devo dire che è più difficile cominciare dopo questo video perché era emozionante, me lo ricordo, e era una super vittoria, ecco, contro la Francia peraltro, per cui in un momento del genere è incredibile. Beh, buonasera a tutti, innanzitutto è un piacere e un onore essere qui a intervistare Mara e ad ascoltarla, insomma, in quello che ci racconterà questa sera. Ci sarà un momento perché siate voi invece ad avere voce e a fare le domande che volete. Ci piacerebbe che anche nel corso della serata, ecco, mentre stiamo dialogando, se c'è qualche pensiero che vi viene, alzate la mano e va benissimo qualsiasi intervento, sapendo che ci sarà uno spazio dedicato alla fine, quindi accumulate pensieri, domande che volete portarle, ecco. Che dire, la tua biografia e le vittorie le abbiamo ascoltate prima, mi piacerebbe però che partissimo da una tua presentazione, magari di quello che è stato il percorso che c'è dentro tutte queste vittorie, quindi la tua storia, quello che ci vuoi raccontare della strada che c'è dietro, ecco. Innanzitutto buonasera a tutti, ciao ragazzi, bello vedervi qua e anch'io sono emozionata perché alla fine mi ricordo anch'io quando dalla vostra parte, forse era molto più facile e divertente, però a parte gli scherzi sono contenta di essere qui, anche se in realtà, come diceva prima il vicepresidente, qua è vero ci sono un sacco di spade ma la nostra è molto più divertente di quelle lì e soprattutto noi non siamo dei supereroi, siamo persone normalissime, per fortuna non abbiamo X vite, ne abbiamo un'infinità e anche nell'errore possiamo trovare grandi soluzioni. E brevemente mi presento come non mi ha presentato la sindaca, è un po' impegnativo. Io sono nata a Udine, sono cresciuta a Carlino in un paesino di 2000 abitanti, ho iniziato a fare scherma perché mio fratello più piccolo faceva scherma, sono la seconda di 4 figli e io facevo canoa, era lo sport che mi piaceva di più oltre al nuoto e non pensavo mai di diventare un atleta. Non era nei miei progetti e anzi io facevo musica, suonavo la chitarra, facevo scherma 2 volte a settimana perché per i miei genitori l'attività fisica faceva parte dell'educazione, quindi non volevano neanche che noi facessimo le gare. Poi alla fine siamo usciti 2 sciaboratrici e una spadista su 4 a cui abbiamo partecipato ai mondiali e i miei genitori semplicemente ci accompagnavano. E come diceva prima appunto anche il vicepresidente è importante perché mi hanno accompagnata e questo secondo me, e mia madre era anche a Parigi e mi ha accompagnata in questa gara. Non ci sono state in tantissime gare ma la mia famiglia è sempre stata presente e poi anche la mia nuova famiglia perché io mi sono sposata giovane, avevo 25 anni e poi l'idea anche di diventare genitori giovani era una nostra prerogativa e quindi forse il fatto di diventare mamma mi ha dato nuovi occhi per cui dopo le Olimpiadi di Londra nel 2012 che è stata la mia prima Olimpiade non ho lasciato la scherma perché comunque ho fatto sì che il mio lavoro potesse essere performante anche nonostante fossi mamma e genitore. Però tornando un attimo indietro io ho fatto il liceo scientifico, non potevo, diciamo che nel periodo degli ultimi 2 anni del liceo è stato un po' complicato perché io da quando avevo 17 anni ho iniziato a fare le gare assolute e ho vinto la mia prima Coppa del Mondo, primo anno giovani. Per Coppa del Mondo si intende nel circuito di 8 gare, avevo fatto 5 podi e quindi sia nel primo anno giovani che ultimo anno giovani ho vinto le mie 2 Coppe del Mondo. E quindi questo mi ha permesso, o meglio ha fatto sì che io da giovane fossi convocata in nazionale assoluta. Era un po' diverso da come adesso funziona la scherma, nel senso che i giovani forse venivano spinti, se eravamo, tra virgolette, era come un premio, potevamo permetterci di allenarci con gli assoluti, mentre adesso è un po' più diverso, la situazione è cambiata un po' e c'erano anche molte più gare, si facevano 12 gare di Coppa del Mondo, ma la federazione partecipava solo ad alcune, quindi era un po', il calendario anche era un'altra cosa. Finito il liceo io mi sono iscritta a scienze motorie perché pensavo che lo sport
da che era diventato un gioco. Prima ai ragazzi l'ho detto, io ero un amante dello spogliatoio, ero una di quelle che ci metteva una vita a vestirsi, ma ero anche una che quando poi salivo in pedana ero l'ultima a staccarsi dal rullo, non mollavo mai la pedana e mi piaceva creare soluzioni. Nel momento in cui indossavo la maschera entravo come in un mio mondo, e in quel mondo, che comunque mi appartiene tuttora, riuscivo ad esprimermi e mi divertivo, e tuttora mi diverto quando tiro. Fatto sta che questi risultati mi hanno permesso di entrare nel gruppo sportivo giovane, non avevo ancora 20 anni, e quindi però io mi ero iscritta a Scienze Motorie a Udine, che poi era Gemona, e poi sono entrata nel gruppo sportivo. Questo ha fatto sì che nel momento in cui il mio maestro, Dario Codarin, della Gemina Scherma di San Giorgio, in quel periodo aveva iniziato a stare male e poi è venuto a mancare l'anno successivo, e io avevo trovato la possibilità, e anche grazie al suo consiglio, di trasferirmi a Roma e allenarmi con Oleg Puzan, un maestro russo che allenava la nazionale. E anche lì i miei genitori mi hanno detto: noi ti accompagniamo, ma non so quanto riesci a resistere. Carlino, 2000 abitanti, Roma, la giungla praticamente. Io non avevo appena preso la patente in un paesino tranquillo della Bassa Friulana, trovarsi sulla tangenziale, la prima volta ho accostato, ho iniziato a piangere, ho detto ce la devo fare. E così io poi, col fatto che i miei genitori mi hanno detto: se non ci riesci, tranquilla, torna a casa. Ma io all'epoca la passione, dopo aver vinto nei giovani, ho detto: ma perché devo lasciare qua? E ho detto: beh, ci provo, voglio provarci a tutti i costi. E alla fine io ho vissuto a Roma 11 anni, anzi ho portato anche mio marito a vivere a Roma, e il nostro figlio pure è cresciuto e ha fatto il nido a Roma, perché per me l'idea di inseguire un sogno e vedere che comunque il mio impegno piano piano veniva ripagato, perché ho continuato a fare risultati. Avevo iniziato a vincere il primo campionato italiano assoluto, e all'epoca non esisteva l'Under 23, e quindi venivo convocata, avevo la possibilità di fare le gare e ho detto: io voglio provarci, e così ho inseguito questo sogno. E devo dire che è stato comunque impegnativo, perché ho fatto tantissimi sacrifici, sia per lo studio, perché magari non sono riuscita a laurearmi in tempo come facevano i miei amici qua a Udine, e dall'altra parte forse non ho fatto o non ho dedicato il tempo a delle cose un po' più leggere, come può essere, non so, film, il cinema, tante uscite con gli amici, o magari semplicemente esserci in giornate come Pasqua, perché Pasqua cadeva sempre quando c'erano i mondiali Under 20, o rare volte ho festeggiato il mio compleanno, perché ero sempre in ritiro. E pochi compleanni ho festeggiato a casa mia, li ho sempre festeggiati dopo. Invece sembrano delle stupidaggini, però sono dei sacrifici che comunque, diciamo, si possono mediare per quello che ho, diciamo, sono riuscita a fare. Oggi che sto iniziando a smettere mi sto rendendo conto, forse adesso, caspita, ma quanti sacrifici ho fatto. Forse sul momento non mi rendevo conto, perché comunque avevo fatto una scelta, e secondo me nelle scelte ne ho fatte tante, giuste e sbagliate, ma per fortuna le scelte che ho fatto non erano così importanti, diciamo, che non mi hanno rovinato in qualche modo. Se ho sbagliato sono tornata indietro, ho recuperato, ho cambiato strada. L'importante però per me è sempre stato scegliere, e il fatto di aver scelto mi aiutava a trovare una consapevolezza nella scelta che facevo, sia nel periodo di quando vivevo da sola, di quando poi comunque anche dopo che sono diventata mamma. E comunque ho sempre cercato di sfruttare il fatto della scelta a mio favore, sia nei momenti di difficoltà, che ce ne sono stati tanti. Il sindaco ha elencato delle vittorie degli ultimi anni, ma le sconfitte di quando ero piccola, di tutte le sconfitte degli ultimi anni, ci sarebbero fogli di protocollo. Si ricordano le vittorie, ma forse da atleta certe sconfitte si ricordano bene, perché sono stati dei momenti di svolta, di crescita, di maturazione, o semplicemente dei momenti in cui mi hanno fatto capire forse che quello che stavo facendo, o dovevo avere nuovi stimoli, dovevo cambiare qualcosa nel mio percorso, forse il mio allenamento mentale andava migliorato, cambiato,
perché comunque ripetere sempre gli stessi gesti per me ogni tanto sono una persona che ha bisogno di stimoli per continuare a divertirsi e a impegnarsi in quello che fa, e quindi forse questo è stato anche un po' la chiave di svolta della mia carriera, e forse il fatto che ho vinto per tanto tempo. Io ho fatto 20 anni, il 2 maggio faccio 20 anni di gruppo sportivo, 20 anni di nazionale, perché ho sempre cercato di divertirmi e di trovare delle soluzioni per impegnarmi in quello che volevo fare. E poi tornando sul fatto del tema di oggi, che è la sconfitta, si può perdere anche vincendo, perché io forse ho vinto delle gare un po' infortunata, magari con degli avversari che non volevo, con cui non pensavo mai di battermi, o magari da certe stoccate che potevano essere vincenti ma magari non erano la soluzione migliore, quindi un errore tra virgolette. Questo non si dice, ma io ve lo dico. Quindi, o magari l'obiettivo che avevate voi era di entrare negli 8, poi magari l'obiettivo non è stato raggiunto, e queste sconfitte questi tra virgolette errori di scelta di obiettivo mi hanno aiutato a capire bene, forse devo scegliermi un obiettivo più semplice. Ho sempre cercato di capire bene qual era l'obiettivo e il mio limite e di lavorare per arrivarci vicino e anche superarlo, perché se mai noi puntiamo ad arrivare al nostro obiettivo non si migliora mai. E quindi anche questa cosa qua di capire bene qual era la strategia e di cambiare strategia in pedane in base all'avversario che avevo mi è tornato utile anche nella mia vita normale, e diciamo normale da donna, ecco. Sì, ritengo le persone normali, le donne o gli uomini che non praticano sport a livello agonistico. E poi un'altra cosa che mi piace raccontarvi è che nel 2013, quando è nato il nostro figlio Samuele, ho creato un hashtag, perché ormai i social stavano prendendo piede a maniera abbastanza forte, e credo tanto nei social, nel potere che hanno, se gestiti bene e se utilizzati nel giusto e modo corretto, e con gli strumenti adatti in base all'età che abbiamo. Il mio hashtag Mamma Atleta è stato utile sia per quelle che intendo donne normali, che intendono performare nel loro lavoro e diventare mamme, ma anche per le mamme o per le donne atlete che volevano diventare mamma. E secondo me questo è un tema che per me è molto caro, e che ho fatto forse della mia maternità anche un punto di forza, perché i problem solving che hanno le mamme ce li hanno solo le mamme, e in più se sei atleta hai vissuto dei momenti di difficoltà o col fatto anche che il bello della scherma è che abbiamo le gare in giro per il mondo, e magari certe situazioni non sempre va tutto liscio, non sempre si mangia quello che mangiamo a casa, non sempre si dorme nei letti che somigliano ai nostri, e quindi ci sono delle situazioni che sono veramente molto malleabili, e il fatto di essere mamma mi ha permesso di essere sempre più malleabile e di avere delle soluzioni per cercare di vivermi al meglio quello che stavo vivendo, sia da atleta che poi da mamma. Quindi questa è una presentazione un po' più semplice. Umana anche, di vita, ecco. Sì. Bellissimo, e anche su questo tema della maternità poi torneremo, no? Nel senso che è un'esperienza, penso, chiave nella tua vita. Hai già citato il tema di questa sera, no? Che è il tema della sconfitta, del come affrontare la sconfitta, che è un passaggio inevitabile nella vita sportiva e che continua, credo, ad esserlo, no? Anche quando si arriva ad un livello alto. Quello che volevo capire è appunto il ruolo che ha avuto la sconfitta nella tua carriera, se ci sono stati dei momenti, e cosa ti ha portato anche a saper vivere e affrontare la sconfitta come qualcosa che ti fa crescere, perché non è un passaggio automatico, ecco, riuscire a metabolizzare in questo modo una sconfitta. C'è qualche passaggio chiave, e in generale un po' il ruolo che senti che ha questa parola, questo passaggio? Ma la sconfitta, come dicevo prima, fa parte un po' anche della nostra vita, nel senso un brutto voto, una bici che si rompe, comunque una cosa che non va o che interrompe il nostro percorso e la nostra scelta. E la sconfitta forse io
come dicevo prima, i miei genitori mi hanno aiutato, mi hanno accompagnato e mi hanno accompagnato anche in le mie prime gare venivano vinte da mia sorella e io non vincevo e io ero abituata, quindi, cioè nel senso abituata. Accettavo perché comunque lei era più grande di me, era più alta di me, aveva forse intuito prima qual era la misura schermistica adatta per portare una fondo un passo avanti a fondo ed era più composta, per questo anche prima ho accennato al fatto di quanto è importante fare gambe scherma perché ci aiuta ad avere una postura migliore e a curare dei dettagli che a volte potrebbe essere il passaggio chiave durante un assalto. E quindi gestire questa cosa anche attraverso il fatto di renderla una cosa normale, si perde, si vince, non è che mi devo offendere, ho sempre cercato i miei genitori mi hanno educato a parlarmi e a gestirmi in maniera gentile, anche se era una sconfitta, o meglio, tuttora agli occhi di mia mamma, se io vinco, se perdo, è prettamente uguale, perché io non è che cambio il valore che ho di figlia, o anche adesso che sono diventata mamma e mio figlio capisce cos'è la vittoria e la sconfitta e quando perdo, quando ho perso mi ha detto vabbè ce ne sarà un'altra, hai capito dove hai sbagliato e me lo dice mio figlio, quindi dici vabbè ok, o per mia mamma, gli occhi di mia mamma sono sempre bravissima e dico vabbè quando capirà tutte le regole della scherma ne parleremo. Però per lei è già, mia madre soffre di claustrofobia, non è mai riuscita a mettere una maschera addosso nonostante abbia 4 figli che hanno fatto scherma e per me sarebbe già una vittoria indossare la maschera e quindi queste piccole cose ti fanno capire, dici ma qual è l'obiettivo? Riuscire a indossare una maschera o vincere una gara? Ognuno ha il proprio obiettivo e va rispettato e io ho imparato crescendo a continuare sempre a parlarmi in maniera gentile, anche quando perdevo, a portare rispetto nei confronti dei miei avversari e non ho mai preso un cartellino nero o un cartellino rosso di comportamento e forse una volta per sbaglio, me lo ricorderò, l'unico cartellino rosso che ho preso per comportamento c'era questa persona altissima come lui Marie, l'ultima ragazza, penso 1,90, lei partiva in flash e mi veniva addosso. E io una volta ho alzato la gamba e mi sono come rannicchiata, ma perché avevo paura di prendermi il contatto fisico, non perché volevo farle male. E l'arbitro mi diede un cartellino e ci rimasi veramente male, come per dire, caspita, facciamo uno sport dove il contatto fisico non è ammesso, no? Noi ci tocchiamo attraverso la punta e quindi per me era come dire mancare di rispetto e ci sono rimasta malissimo, ma non, mio maestro mi ha detto assolutamente niente. E io non dissi niente, però poi ne parlai appunto con mio padre sul fatto che io non avrei mai voluto prendere quel cartellino lì, anche se io vinsi la gara, ecco, una gara sporcata da un cartellino. E per me era una sconfitta. O magari la sconfitta l'ho intesa, ho vinto una gara dove non avevo secondo me incontrato le persone più forti della gara. Ho vinto la gara, dovevo essere contenta, ma dentro di me, ripensandoci, dico ma ho fatto il massimo, ho incontrato gli avversari più forti. Questo non l'ho pensato alle mie prime gare, devo essere sincera, perché dicevi ho vinto, ho dato il massimo, questi sono i miei avversari, ma non sempre, come dicevo prima, la strada è lineare. Incontri il tuo avversario più ostico, al primo assalto, alla prima diretta, la gara è finita. Allora ho sempre cercato di portare a casa le stoccate che hanno funzionato, di scrivermele, anche ultimamente mi sono sempre scritta le cose che hanno funzionato in quell'assalto e poi di farne tesoro e di riutilizzarle nel match successivo. Comunque tante volte anche certi avversari in sala li ritroviamo, abbiamo la fortuna di poterci nella scherma, di confrontare uomini, donne, grandi, piccoli, si può trovare del positivo sempre in tutti i match e poi riprovandoci a tirare sempre la stessa persona facevo tesoro di quegli errori. Quindi sì, sicuramente è un ruolo importante per le vittorie, le sconfitte le hanno avute. C'è un passaggio bellissimo che tu adesso hai detto, nel senso che su cui pensavo, no? Il fatto che poi spesso si pensa alla sconfitta come il perdere, no? Il perdere il match, il perdere la partita, il perdere la gara, no?
ma che cos'è veramente la sconfitta? Cioè non è detto che quella sia una sconfitta, no? Nel senso che può essere che è qualcosa in cui io non mi sento bene, non sento di aver dato il meglio come atleta o magari non ho... quello diventa magari una sconfitta e questo però relativizza anche il prendere negativamente invece il perdere, che magari mi fa crescere, magari è una vittoria, a volte può trasformarsi in una vittoria il perdere. E la sconfitta sono due cose totalmente diverse. Il perdere, secondo me, è vedere le persone che strascinano maschera e spada, tutto, lanciano le maschere, lanciano le cose, imprecano parolacce. Quella è veramente una super sconfitta per me, perché non è che noi siamo persone peggiori se perdiamo un assalto o se perdiamo una gara, e noi rimaniamo comunque uomini, donne, ragazzi, ragazze, nonostante la nostra performance. Sicuramente le emozioni negative della sconfitta può essere la rabbia o l'ansia, non riuscire a esprimersi perché l'ansia prende sopravvento su quello che è il momento della performance o dell'assalto. Permettere a certe emozioni di inglobarci non deve essere una cosa giusta o corretta. Le emozioni esistono, tutti hanno paura, penso che sia una cosa normalissima, anzi io non ho mai visto persone che non hanno paura, anzi ritengo dei pazzi chi non ha paura, e chi dichiara di avere paura è veramente più coraggioso di chi ha paura e basta. E riuscire a trasformare le emozioni in qualcosa di positivo, in sapersi esprimere, non è stato semplice. Penso che sia noi ragazze italiane che le francesi avevamo 8.000 persone che ci guardavano in quel momento, ma un mondo intero che ci guardava su tutti i canali streaming, TV, Instagram, TikTok, possibili, immaginabili. E invece semplicemente uno deve pensare io ho imparato a pensare sul qui e ora. Adesso non posso pensare che mio figlio è con la babysitter, che domani ha il lavoro di tecnologia. Sono qui e devo pensare adesso, a vivermi al meglio questa serata, perché so che ho già sistemato tutto e quindi è tutto ok. Se no non riesco a vivermi se penso che dopo, l'assalto dopo, ho un altro avversario, se in fondo alla pedana c'è quella persona che potrebbe guardarmi male, o se c'è magari mia mamma che non è abituata a gestire le emozioni e mia mamma doveva stare lontano dalla mia pedana perché se no si sentiva male. Allora ho imparato a dire: mamma, stai a casa, vivi bene, fai quello che devi fare. Ho imparato a dirgli orari sbagliati degli assalti, così lei non si preoccupava all'orario giusto, ma questo ogni tanto è anche la nostra testa che ci spinge ad avere dei comportamenti che forse non sono il massimo. Quindi siamo anche noi che dobbiamo... Io da atleta ho imparato a come posso educare il mio maestro, come posso comunicare in maniera positiva, perché se comunico in maniera negativa mi si ritorce contro. Quindi non volevo, già avevo il mio da fare in pedana, se devo pensare anche a tutto il resto diventa impossibile da gestire. Non siamo abbastanza tecnologici per essere veramente multitasking su troppe cose, quindi pensare su quello che si fa in pedana, dopo o prima parlare con il maestro, tenere un orecchio aperto su quello che ci dice durante il match, perché sicuramente è un'esperienza, è una visione, ci conosce della scherma diversa. Però non mi posso preoccupare, se poi mia madre vedeva il match, non mi potevo preoccupare di certe cose che non potevo controllare e non devo controllare, non spetta a me. E così anche il fatto della sconfitta come vittoria, premio, sconfitta, punizione. È un sì e un no, non lo so. Ci sono sconfitte, si perde per tanti motivi, perché abbiamo degli avversari che pensano e forse pensano meglio di noi in quel momento. Non c'è un assalto uguale all'altro con lo stesso avversario, cambia sempre nonostante sia lo stesso avversario. Siamo noi in delle condizioni fisiche, mentali, non so, posso dire anche il ciclo mestruale può influire sul nostro assetto. Non ho dormito, non ho mangiato male. Ho una tensione a casa talmente elevata che non mi permette di esprimermi, di performare oggi. Ci può stare, viviamo, non è che è tutto rose e fiori, ci sono anche delle piccole sconfitte che sono essere arrabbiati con qualcuno,
ci permette di provare rancore, questo alimenta delle emozioni negative, non so, poi lo spiega meglio la psicologa, cos'è la sconfitta dal punto di vista emotivo, e quindi mi trascino dietro emozioni negative, invece io devo essere con delle emozioni positive. Come faccio ad avere la mente sgombera, libera, per cercare delle soluzioni schermistiche veloci, perché la scherma è veloce, se ho dei pensieri che mi trascino dietro, che mi occupano proprio la testa, o magari semplicemente non si sta bene per un infortunio e quindi non si può rendere al massimo. Ci sono tanti motivi per cui si perde. Da piccola anche io ogni tanto tiravo fuori delle bugie, delle escamotage, mi raccontavo la storia dell'orso, ma alla fine non è stato utile trovare delle escamotage perché mi si tornavano contro, perché siamo sempre soli in pedana e siamo noi che facciamo delle scelte. E prima, ragazzi, vi prendete in mano la situazione di scegliere un'azione prima del vostro avversario, avete più possibilità di toccare, quindi essere propositivi, ma questo poi funziona anche nella vita. Se voi scegliete che volete impegnarvi in questa materia un po' di più rispetto ad altre, lo fate, ma lo fate al 100% e le cose se si fanno, forse, ecco, questo è un po' il mio carattere. Se faccio una cosa cerco di farla al meglio possibile, immaginabile, e non mi tiro indietro anche se è faticoso. Sicuramente tante cose sono faticose o noiose perché sono ripetitive, perché non sono intuitive, però sicuramente sono la chiave di svolta per uscire e migliorarsi da una sconfitta. Grazie. Ha introdotto prima in questo discorso un po' un tema di cui volevo parlare, nel senso che poi quando si parla di sconfitta quello che poi è davvero difficile è il mondo delle emozioni che c'è dietro la sconfitta. E quindi queste le puoi elencare tu, perché io te ne ho dette un paio: la rabbia, la frustrazione, no? C'è l'ansia, piccoli. Esatto, il dispiacere, il rancore magari che ci può essere, la delusione, no? Questo mix di emozioni che si mescolano, o andando prima e in parallelo durante la competizione l'ansia. Ecco, sono emozioni che ci abitano nella quotidianità, che come atleti questi ragazzi, ragazze, bambini vivranno, cominceranno a vivere, che incontro tanto nel mio lavoro a scuola parlando con i ragazzi, e sono emozioni a volte che davvero mettono in difficoltà, soprattutto la frustrazione, ecco, la gestione della rabbia, della frustrazione, dell'ansia. Quali sono le strategie che anche molto pratiche, cioè dalle cose più quotidiane a delle strategie che aiutano nel quotidiano che hanno aiutato perlomeno te a gestire questo mondo di emozioni e anche a convivere con questo mondo di emozioni, perché le emozioni, se io le combatto, non funziona, lì la spada non funziona, no? Le emozioni bisogna capirle, bisogna starci dentro, no? E elaborarle, gestirle a volte, tirarle fuori piuttosto che ascoltarle, no? Questa cosa risuona, immagino, nella tua vita, e quali magari sono effettivamente le strategie che più vedi che funzionano, i pensieri, le cose che più aiutano a gestire queste emozioni, quindi la rabbia, la frustrazione, l'ansia, ecco. Allora, innanzitutto io ho imparato a dare un nome alle emozioni e a capire quale, e quando ho imparato a riconoscerle, quali erano i sintomi che mi davano certe emozioni. E quindi magari mi sono accorta che fisicamente avevo come delle rigidità, avevo problemi con lo stomaco, era una cosa che noi atleti impariamo a conoscere il nostro corpo molto bene perché ci lavoriamo, e quindi nel senso allenandolo e cercando la cura del dettaglio. Noi che facciamo spada, magari la spada pesa anche un po' di più, quindi anche come tu impugni, come quanto uno stringe, quanto la tensione mi bloccava il braccio, perché avevo una rigidità all'avambraccio che forse potete capirmi e comprendermi, quando in realtà in questo caso era l'ansia, mi aumentava, avevo una tensione nella spada che potevo spaccare non so cosa, e quindi ho imparato prima a dargli un nome, poi a capire qual era il sintomo fisico e che poi che pensiero mi dava,
qual era la conseguenza. Poi ho iniziato a fare e a utilizzare il mental imagery, quindi a immaginarmi queste emozioni e a un certo punto dire stop, le accantono, le sposto e quali sono le emozioni che voglio sentire e voglio vivere, come posso trasformare quelle in queste e quindi proprio a dirmi stop in certi momenti e dire non adesso e a riprodurre delle emozioni positive che subito mi scatenavano altre emozioni e altri sintomi del corpo. Iniziavo a sentire caldo, iniziavo a sudare, ma era una cosa positiva. Mi sentivo forse più leggera con le gambe, perché ogni tanto soffrivo di crampi, di rigidità alle gambe, che è impossibile. Mangio bene, mi alleno un sacco. Cos'è? Sono le emozioni che bloccano ogni tanto. Poi ognuno ha delle emozioni che prendono sopravvento sull'altro e non è giusto e sbagliato, semplicemente ognuno ha il proprio meccanismo per funzionare al meglio e al peggio. Però non è che è bene o è male, non ha un giudizio positivo o negativo. A volte non sentire l'ansia a me preoccupa, perché dico perché non sono preoccupata, oddio c'è qualcosa che non va, perché so che questa situazione dovrebbe crearmi un attimo di coinvolgimento, invece dico oddio non sento niente, non è che sono troppo tranquilla, c'è qualcosa che non va, non me ne frega niente o non ho dato valore a questa cosa e quindi sicuramente dare un nome. E poi una cosa che per me funziona è scrivermi. Oggi provo questo perché, da che cosa è scatenato, che cosa voglio provare e per raggiungere quell'obiettivo cosa dovrei provare. E poi un'altra cosa che per me funziona molto è la bioenergetica e quindi riconoscere anche in me e negli altri il comportamento, certe tensioni, come se io adesso iniziassi a parlare, iniziassi a fare così, forse c'è qualche problema, sono iniziata un attimo agitata o magari c'è qualche cosa che iniziassi a muovermi così, c'è un altro problema e quindi il nostro corpo parla tanto e quindi conoscendomi impari a conoscere anche gli avversari. E poi io lavoravo tanto sulla respirazione, ho lavorato anche con l'apnea in acqua appunto per gestirla al meglio, prima per recuperare tra i match, perché 3 minuti a palla sono 3 minuti importanti, i nostri tempi degli assalti a 15 sono 3 tempi da 3 minuti e quindi facevo per gestire e non arrivare sfiancata energie mentali e energie di fiato. E poi ho imparato anche a dire ogni tanto, facendo finta che nessuno mi vede, o quando uno fa durante la gara di fare riscaldamento, e dico fuori, lontano da me, non oggi, non qui, io adesso voglio fare il mio match, so cosa devo fare, mi sono allenata per farlo, voglio rendere al massimo e quindi alcune preoccupazioni che non c'entravano con la scherma non dovevano proprio entrare. Dicevo, nella mia testa dico ok, le lascio nell'hotel, poi ritorno in hotel o ritorno a casa e ci penso. Questo in maniera molto pratica. Però secondo me ci sono tante professionalità che possono offrire strumenti in base al tipo di carattere a che persona siamo. E, credo tanto nel comunicare però questo benessere delle emozioni e questo disagio che possono provocare, perché comunicare diminuisce il peso delle cose, sia cose belle che cose brutte. Belle, quando condividi una cosa bella, vale molto di più. Invece quando condividi un disagio ti si alleggerisce e cerchi sempre persone con cui ti fidi. Non è che devi scriverlo su Instagram, che è un problema, lo devi dire a un genitore, a uno zio, al maestro, perché semplicemente hanno una visione diversa della realtà e possono trovare delle soluzioni che magari, uno, perché siete piccoli, non ce le avete, non le conoscete, e poi l'esperienza sicuramente può dare un ventaglio di soluzioni maggiore. E poi ci sono adesso tantissime persone come, non so, Michela che fa questo di lavoro, sicuramente può dare delle strategie in base all'età che avete e agli strumenti che potete già conoscere e sfruttare delle vostre capacità che avete già, non è tutto dentro di voi, bisogna solo trovare l'equilibrio, il modo giusto per tirarle fuori. Grazie, nel senso che credo che sentire un atleta come te che esplicita l'importanza, no, di
entrare in contatto col proprio mondo emotivo, capirlo, parlarci ed esprimerlo anche, perché talvolta quando ci sentiamo a disagio, quando non ci sentiamo all'altezza, quando si è tristi, quando ci sono emozioni difficili da elaborare, una delle cose più facili che spesso accade è il chiudersi, il tenere dentro, per paura di preoccupare l'altro, per paura di non essere capiti, di essere giudicati, e questo amplifica in realtà le emozioni negative, no? E il valore, no, che tu dicevi del parlare, del condividere il come si sta, è qualcosa di fondamentale. Credo che, detto da te, sia un messaggio potentissimo per loro, per tutti i ragazzi e le ragazze e chi ci ascolta, quindi grazie per questo messaggio che hai passato. E volevo passare ad un altro ambito invece, che è un po' la tua vita da mamma, anche la tua maternità. Un po' ne hai parlato, e anzi, in quello che hai detto hai fatto cogliere che è stato uno step importante della tua vita che ha aggiunto dei pezzi. Ecco, nella gestione di tutto, anche magari delle sconfitte, che cosa ha aiutato? Ha relativizzato alcuni punti di vista? Cioè, qual è stata la grande rivoluzione? Perché diventare mamma è una rivoluzione. Cosa ha comportato questo poi nel tuo sport? Ma la prima forse dal punto di vista, io venivo dalle Olimpiadi di Londra, è una forma fisica olimpica, a trovarmi con un fisico un po' diverso e magari iniziavo a perdere anche forza. E col crescere della pancia mi affaticavo molto, dicevo madonna faccio 3 scalini e ho il fiatone, ma come fanno le persone normali che non vengono da una preparazione olimpica? E sicuramente il fisico è un cambiamento, ma poi alla fine è il meno, è solo un passaggio, ma anche lì c'è l'obiettivo e tu aspetti questo bambino per così tanto tempo che poi dici vabbè, il fisico si aggiusta, torniamo tutti più o meno a posto, più o meno si torna a posto, ma più o meno in tempi più o meno umani o più o meno da atleti, e quindi no, il fisico torna, è un passaggio che dal punto di vista fisico, anzi io non ho trovato poi grandi modifiche. E il diventare mamma mi ha dato forse una responsabilità dal punto di vista di essere come donna, ma una deresponsabilità verso il mio lavoro, e quindi se prima andavo a una gara di Coppa del Mondo, tornavo, mi disperavo e passavo un momento di silenzi infiniti, da mamma non avevo il tempo, la possibilità, e quindi la sconfitta passava in secondo piano. Dico vabbè, non è successo niente, cosa posso migliorare? Facevo un lavoro rapidissimo, non avendo troppo tempo perché dovevo gestire altro, quindi si andava subito ho velocizzato tantissimo, a parte tanto tempo della mia vita. È vero che prima avevo la scherma e studiavo, quindi avevo tot tempo per studiare, e quel tot tempo anche lì dovevo rendere al massimo perché poi volevo andare all'allenamento in orario, e quindi avevo una resa maggiore nello studio perché avevo il tempo mirato. Se invece uno arriva al pomeriggio e inizia a accendere la TV e poi vado su Instagram e da Instagram passo a TikTok e poi da TikTok guardo c'è Netflix, arriva la puntata, è finita la giornata praticamente. E invece mettendomi del tempo come regola, e poi da mamma avevo quel tot di tempo e avevo gli allenamenti con gli orari, e qua forse mi ha aiutato anche mio marito a creare una rete di aiuti intorno a me, quindi da mamma, scuola, l'asilo, il babysitter, e poi il fatto che c'era anche il papà, quindi ci alternavamo col lavoro. Io non ho subito modifiche di obiettivi. Fatto sta che io poi sono tornata tra l'altro a un mondiale a 4 mesi dal parto. Ok, il fisico non era quello olimpico, ve lo assicuro, ma io ho fatto sesta a quel mondiale, avevo un fiatone infinito perché ho perso tutta la potenza aerobica, ma ho fatto sesta a mondiale, con una pancia non proprio perfetta, un peso e un equilibrio proprio totalmente diverso, ma anche quello lì, questo mio sesto posto a un mondiale assoluto a 4 mesi dal parto, per me, adesso ve lo dico, ma è stata una sconfitta, perché io volevo allattare dentro la mia testa e dentro quello che è connesso con quello che mi aveva detto l'ostetrica e il ginecologo. Io dovevo allattare 6 mesi, poi cominciavo a fare attività agonistica. Questo non è avvenuto
E ho avuto un momento di down, e quindi ho trovato nella corsa e nel supporto della mia famiglia, nella corsa un momento per distrarmi, e alla fine ho ripreso ad allattare solamente la sera. Mi ero rimessa già in discussione, il CT mi ha detto: guarda, ti vedo ben motivata, ti convoco. A quel ritiro con la nazionale sono andata con mio marito come preparatore fisico, ma con mia madre che teneva mio figlio a 3 mesi e mezzo, e poi io sono riuscita a performare in quel mondiale. Vi assicuro che ho dato tutto, non camminavo il giorno dopo dai dolori che avevo ai muscoli e alla schiena, ma io mi avevano convocato, volevo tornare subito a fare quello che era il mio lavoro, nonostante io fossi diventata mamma. Poi ho secondato il mio fisico e ho fatto l'iter che mi consigliava il fisioterapista piuttosto che il maestro e tutto, e questo non è diventato un problema. Oggi, sempre grazie alla rete di aiuti, riesco a performare il mio lavoro, anche se adesso sto iniziando a smettere, ho preso altri incarichi dirigenziali, sto iniziando ad allenare, il mio lavoro è un po' cambiato. Io rimango mamma di un ragazzo che è in prima media, sta affrontando, forse come qualcuno di voi, dei cambiamenti fisici, dei cambiamenti di scuola, di compagni, e anche lì noi cerchiamo di accompagnarlo, di supportarlo. E il fatto di diventare mamma ha fatto sì che tanti problemi che avessi prima non erano problemi, perché certe cose sembrano difficilissime, complicate. Poi in realtà io non potevo più preoccuparmi di certe stupidaggini, perché la mia amica mi invadeva l'armadietto, per me era un problema. Quando poi sono diventata mamma, l'armadietto mi ci ho fatto una risata sopra, invece all'inizio per me quello era un problema, perché lei mi invadeva l'armadietto e per me era un problema. Tante cose, questo è un esempio di tanti, ma tanti piccoli problemi sono passati in un secondo piano. Relativizzati, esattamente. E poi magari tante mie amiche mamme dicevano: ma come ce la fai? Ho detto: ma anche tu lavori, anche tu performi nel tuo lavoro, e quindi io non mi credo una mamma speciale, faccio un lavoro un po' diverso da quello che è il lavoro di, non so, di una mamma che insegna o piuttosto che fa la farmacista o X lavoro. Semplicemente cerco di far coincidere queste due cose, perché credo che una donna o un papà, un uomo felice e realizzato sicuramente riesce a stare, è più sereno a casa e riesce a performare molto di più nel lavoro. Assolutamente. Grazie, anzi, mi risuonano molto tante cose che dici da tanti punti di vista. Hai concluso anche adesso, no, con questa parentesi, con questa vista rispetto a lo stare bene, il benessere. E più volte nel corso della serata hai citato anche quelli che sono i gesti anche quotidiani, no? Parlavi di gentilezza prima, no? Di tutto quello che può generare benessere, no? Anche le cose più banali. E la cosa che volevo chiederti un po' per chiudere era un messaggio per i ragazzi, le ragazze, i bambini, le bambine che ci sono in sala, quali sono le cose che aiutano ad affrontare, no? La sconfitta, ma anche la quotidianità, a stare bene anche, le piccole o grandi cose che possono aiutare. Ma la prima, mi ricollego a quello che ho detto prima, è parlarsi e trattarsi in maniera gentile, carina, positiva, incoraggiarsi, e mi collego a questa cosa perché credo che le prime persone che devono avere fiducia in quello che fate siete voi, e quindi siete voi che dovete iniziare ad avere fiducia, e poi le persone accanto a voi lo percepiscono. La fiducia si percepisce, è una cosa di quelle cose che fanno feeling tra le persone, la fiducia. Quindi dovete essere voi stessi a crederci per primi e a investire. Ovvio che non si può investire su tutte le materie a scuola, su tutta l'attività sportiva, su più attività. Iniziate a capire e scegliere e investire, a incanalare le energie, perché siete giovani, non vi rendete conto, ma ne avete tantissima di energia, sia qui che nelle gambe, che nelle braccia. Quindi investite l'energia che avete in positivo.
Energia intendo voglia di fare, aiutare qualcuno, rimboccarsi le maniche, fare i compiti bene, scrivere bene, curare un affondo piuttosto che farlo così, alzare i piedi quando camminate, alzarsi bene, sono tutti piccoli gesti che per curare la vostra di persona, essere curati anche, ottenere bene il proprio materiale, non solo di scherma ma in generale, avere cura delle vostre cose e prendersi cura della persona vi renderanno sicuramente già propensi ad andare in positivo verso quella verso quello che volete fare. Quindi la gentilezza per prima, e quindi credete in quello che fate, che sicuramente io ho semplicemente creduto in quello che in un obiettivo, e adesso che questo obiettivo della scherma l'ho raggiunto, ho intenzione di lasciare. Dico un'altra cosa, che metterò la stessa cura che ci ho messo nella scherma in quello che adesso voglio fare. Ho ripreso un altro sogno nel cassetto che per me era la fotografia, la passione per le foto, per l'arte, e spero di riuscire a metterci la stessa cura che ci ho messo nella scherma, semplicemente perché ho capito che è una strada che funziona. Ho sbagliato tantissime volte, ci sono dei momenti in cui non si ha il comportamento perfetto, ideale, però se uno tende verso quello positivo, la strada è già un passo avanti. Bellissimo, grazie. A me piacerebbe lasciare la parola anche a voi, quindi penso che già solo avere di fronte un'idola del genere, si può dire idola, esiste? No, non sono un'idola, no. Forse per qualcuno lo sei, un modello, ecco. Perlomeno per quello che hai portato questa sera lo puoi proprio essere, lo eri già nel tuo essere, nello sport che rappresenti e che è per loro. E quindi c'è qualche domanda, qualche pensiero che magari vi viene a bambini, genitori, allenatori, ecco, e che magari volevate portare? Vai. Arrivo. Aspetta solo un attimo che arriva il microfono. Alzati in piedi, grazie. Allora, io volevo chiederti come affronti te il tempo che c'è, non so, magari la preparazione prima della gara, quindi prima di iniziare i gironi, oppure tra gli assalti dei gironi, oppure tra la fine dei gironi e le dirette, perché mi sono ritrovato in alcune gare in cui dovevo aspettare un sacco di tempo per fare la prima diretta, e magari anche questa cosa ha influito, non so, un po' per il clima che c'è, quindi lo spazio chiuso e il forte rumore, e quindi mi ha portato anche a una stanchezza a livello mentale, rimanere là dentro e quindi non performare come volevo nella diretta. Quindi sì, volevo chiederti se avevi qualche consiglio per noi. Allora, innanzitutto l'ambiente caratterizza tanto la nostra performance, quindi quando ci sono posti tanto chiusi io mi ritaglio, ho uno spazio che è mio o esco da quell'ambiente, perché non posso stare in un ambiente troppo rumoroso e, come hai detto tu, scarica, o se no continuare a vedere gente che comunque che magari sta tirando, e magari qualcuno che conosci, comunque ti attiva in qualche modo, e è sempre stare sempre attivi durante tutto il giorno. Noi che abbiamo delle gare lunghissime, il girone alle 9, poi magari la diretta è all'1, e perdi una quantità di energia, proprio di tempo che ti attivi, emozioni. Guarda che le emozioni scaricano, è un consumo faticoso, quindi tante volte io ho sempre imparato a uscire, non voglio vedere niente, e a volte, se c'era veramente tanto tempo, mi portavo da leggere qualcosa, non il telefono, perché tartassata da miliardi di notifiche, o magari vinci un assalto, miliardi di messaggi, no? Allora, o se no sempre il telefono in modalità aereo, e mi leggevo qualcosa che mi andava, o se no mi ero scaricata prima musica e quello utilizzavo. Quindi o la musica o la lettura di qualcosa, perché la lettura ti porta in un mondo, anche se fosse Topolino, non so, un fumetto, un romanzo, quello che vuoi, magari non di impegnativo, non potrebbe essere, non lo so, scienze, ecco. Ti porta in un mondo e non ti fa pensare a quello che devi andare a fare. Questo non a ridosso del match,
nel senso ti metti anche lì un tempo. Innanzitutto per le gare inizio dall'inizio, arrivo al palazzetto parecchio tempo prima, così capisco che ambiente è, mi trovo il mio spazio in quell'ambiente, capisco quali sono le vie di fuga e devo trovarmi uno spazio X, lo faccio vedere al mio maestro, se non mi trovi sono qua. E questo per me è un momento anche per imparare a isolarmi, perché altrimenti arrivi lì e ciao a te, alla fine sai quante persone mi salutano quando vado in una gara, gente che magari sì, sono tecnici, però io dico ma io devo fare la gara, non posso stare qua a salutare tutti. Mi metto il tempo, quel tempo saluto tutti, inizio proprio a passare, così mi vedono tutti, mi hanno visto, mi hanno salutato, o devo salutare piuttosto qualcuno perché ho tot persone che mi stanno aspettando. Saluto i miei amici che voglio salutare, chiacchiericcio perché fa parte della gara, poi però arriva un momento in cui io devo riscaldarmi prima, fare attivazioni di gambe scherma, mi devo cambiare e devo fare riscaldamento con la spada. E questo so che per me funziona e arrivo così al girone pronta. Poi cerco sempre di scaricare subito dopo il girone, anche lì prendo, esco, mi cambio, io mi cambio anche fisicamente, mi cambio proprio la maglietta e non rimango mai sudata, come per dire ho finito il mio, ricomincio, sono pulita, sono a posto e mi organizzo, cerco di capire qual è il mio assalto e so che quella mezz'ora, 45 minuti, un'ora devo parlare col mio maestro, chi incontro, ho delle soluzioni, non ho delle soluzioni, ok? Mi prendo il mio tempo per iniziare a concentrarmi e solo in quel momento inizio a pensare all'assalto. Da quando finisco il girone all'assalto non ci penso e non voglio neanche intromissioni di scherma, perché altrimenti penso sempre all'assalto e io inizio a pensare all'assalto e mi brucio tutta quella tensione per poi arrivare scarico al match. E così ho imparato a fare. Ovvio che se ho magari dei riferimenti tecnici, perché magari è un avversario che ho già incontrato diverse volte, ho degli appunti sul telefono, delle note, se nelle note ho quell'avversario, cerco il cognome, c'è, no, non c'è, ok. Ho degli spunti, altrimenti utilizzo, faccio 2 chiacchiere col maestro prima, così so già più o meno che cosa devo fare, ma una cosa molto veloce, e poi ho un confronto e poi basta, sono serena, sono in fiducia perché mi sono allenata per arrivare a quella gara nel migliore dei modi. Non so se sarò nel migliore dei modi, ma in quel match cerco di dare il massimo. E anche lì io vedo genitori raramente perché poche volte venivano in gara o magari piuttosto che mio marito e mio figlio che c'erano alcune gare fino a un'ora prima dell'assalto. Poi è il mio momento, è il mio spazio, mi devo concentrare. Dopo l'assalto ci rivediamo e sto insieme finché non scatta un'ora prima del mio assalto, o mezz'ora o 20 minuti. Anzi, mi serve il momento per tornare in una modalità fuori dalla scherma, modalità per me famiglia o mamma piuttosto che amica perché non c'è nessuno. Poi dopo un po' stacco con quella persona perché devo ritagliarmi del tempo, dico guarda devo andare in bagno, una scusa X, perché tante volte le persone fisicamente non riesco a staccarmi. No, guarda, devo andare in bagno, devo andare a qualche parte, mi stacchiamo, devo controllare la spada, le spade, X, una scusa, perché devo essere gelosa di quel tempo lì. Quel tempo lì è molto importante. Potrebbe essere. Poi come dicevi tu prima, no? Non si sente forse? Poi, l'avevi detto anche prima, poi è soggettivo, uno deve cercare la soluzione, non è che possa pretenderla dagli altri, no? Uno deve studiarsi. Ma come assalto? Ah no, come per motivo. trovare le soluzioni, perché se Provate. Vittorio, appunto diceva perde la concentrazione tra i gironi e le dirette, però essere lui che deve trovare il modo per rimanere in gara. Sì, è un po', tu hai detto La mia soluzione. però penso che ognuno abbia... Ognuno sicuramente deve trovare la propria soluzione. Sì, ognuno deve trovare la propria soluzione, ci sono però degli ingredienti preziosi in quelle che sono le soluzioni di Mara, no? Nel senso che effettivamente rimanere in tensione per delle ore è qualcosa che rischia di compromettere la performance, che probabilmente è quello che accade a
te e ad altre persone. E quindi credo, no, che anche mettere a fuoco il fatto che lo staccare può essere qualcosa di fisiologicamente molto positivo, anzi di cui il mio corpo, la mia testa ha bisogno, è importante, perché il rischio anche, sono in una competizione, se mi stacco mi perdo dei pezzi, mi perdo di vedere cosa fanno gli altri, no? Quindi di avere questo senso quasi del dovere sportivo, no? di rimanere. E quindi invece dirsi, no, che il nostro corpo ha bisogno di, soprattutto quando deve affrontare una prestazione o più prestazioni durante il giorno, ha bisogno di un tempo per fermarsi, per rallentare, per staccare, e di un tempo anche per rimettersi, no, nell'ottica di quello che devo fare. Quindi questo tempo di tranquillità e di cadenzare anche i momenti per capire cosa mi serve alla prestazione e cosa mi serve per stare bene, credo sia fondamentale. Poi può essere il libro, può essere la boccata d'aria fresca, occhio magari a quello che magari mi rilassa ma mi sollecita anche, no? Come nel caso del cellulare, però sono ingredienti che ciascuno deve personalizzare, ma l'ingrediente del fermarsi, del mettere distanza proprio per preservare il corpo e la rilassatezza e la concentrazione, credo sia importante. Poi magari ci sono persone che riescono a fare la propria gara e vedere tutti gli assalti di tutti gli amici. Questo è soggettivo, io non sono in grado. Ho però amici amiche che riuscivano a vedersi, cioè farsi la loro gara e vedere anche gli assalti degli altri. Può essere, se è utile per te e dovessi provare. Ogni tanto, non lo so, io facevo delle prove in palestra, non dicendo niente a nessuno, ma quella lì era la mia simulazione di gara quel giorno. Mangiavo in un determinato modo, bevevo in un determinato modo, arrivavo con una stanchezza leggera, quindi avevo dormito bene, come fosse una gara. Arrivavo in palestra, cercavo di fare il mio riscaldamento, di fare il mio 3-4 assalti a 5, poi di fare 5 assalti a 15 o 6 assalti a 15, come se fosse una gara, e vedere se quello che mangiavo, quello che mi dicevo, quello che facevo, chiacchiericcio tutto il tempo o andavo in spogliatoio con una scusa, qual era la soluzione migliore. Ma io l'ho provato prima in allenamento senza condividerlo, a volte condividendolo anche con il maestro, se poteva essere utile, non essere utile, comportarsi in quel modo, o confrontarsi due cose tecniche prima, o semplicemente stare al telefono tra un assalto e l'altro, che resa avevo. Sicuramente fare delle prove riesci a trovare quello che è più giusto per te. Mi ricollego al fatto di trovare delle pause. Ci sono infiniti modi per riuscire a gestire un palazzetto di scherma che di solito è sempre accalcato, c'è poco spazio tra le pedane e i genitori, poco spazio tra le pedane e le sacche, quindi riuscire anche a ritagliarsi un posticino è importante. Altri interventi? Sono altri interventi? Eccolo là, benissimo. Eccoci. Alzati pure in piedi. Ma quando Vai tranquillo, non sono un tuo avversario, fidati. il luogo e come tiri influenzano anche il risultato? Il luogo in che senso? Fisico? Nel senso, una volta mi è capitato di tirare in un tendone giallo e non ci vedevo niente. Ah, non ci vedevi? Quello è un problema. Poi se ti chiedessi di combattere contro di me con un grissino, non so onestamente di chi dei due vincerebbe. Nel tendone giallo però, Allora, sicuramente ci sono certi palazzetti o certi luoghi di gara che non sono proprio il massimo, però si può alzare la mano e chiedere, dire al maestro: guarda, non ci vedo, non riesco a vedere, e il maestro prenderà dei provvedimenti con l'arbitro o con la direzione di torneo e manifestare questo disagio, altrimenti in maniera un po' più posticcia si mette una bel nastro sopra la maschera, così la luce non ti dà fastidio e non si riflette sugli occhi. Non è la situazione ideale,
però ogni tanto purtroppo ci sono delle modalità. Io ho fatto una gara dove pioveva dentro, a Cuba, pioveva sulle pedane. Non è bello fare l'affondo su una pedana bagnata. Ed era una gara di Coppa del Mondo. E loro hanno detto, abbiamo queste pedane qui. E quindi abbiamo fatto la gara. Ogni tanto passavamo lo straccio, pausa, uno alzava la mano, asciugavamo così e abbiamo continuato a fare la gara. Non è l'ideale, però purtroppo dobbiamo accontentarci anche di quello che abbiamo, e se la gara non va benissimo possiamo avere una scusa in più e avere il cuore un po' più a posto, però se la gara va bene sei stato veramente forte, quindi ti fai i complimenti da solo. Ci sono altri interventi, altre richieste, curiosità? Che ora abbiamo fatto, Michela? Scusa. 10. 10? Sì, abbiamo meno ancora 5. un po' di tempo, Sì. se volete. Vabbè, domani si va a scuola, no? Sì, domani è venerdì, Domani ok. si va a scuola. Ma non ci pensiamo, esatto, come ha detto Mara Siamo prima. qui e ora, non siamo bisogna pensare alla esatto, scuola, qui ed ora, no? esatto. Se c'è qualcun altro, qualche intervento, curiosità? Se no andiamo verso la conclusione. Sì? Ok. Allora, innanzitutto io vorrei anche fare una piccola considerazione prima dei ringraziamenti. E la considerazione che faccio è che mi è piaciuto in particolar modo quando hai detto prendersi cura di se stessi, no? E curare proprio il minimo particolare, sia nell'atteggiamento, la questione del rapporto con gli altri, la gentilezza, che sta alla base poi di prendersi cura degli altri e del mondo, no? Perché poi parte proprio dalla cura di se stessi e solo così possiamo prenderci cura anche del mondo intero, no? Perché mi viene da dire, in una situazione che ci presenta la società, che non è proprio bellissima, purtroppo siamo molte volte bombardati da messaggi proprio negativi, forse questa è la ricetta giusta per far fronte. Alle volte ci chiediamo cosa dobbiamo fare, come dobbiamo reagire, ma proprio questa secondo me è la ricetta che ci hai dato, quella di prenderci cura di noi stessi, perché vuol dire prendersi cura degli altri e prendersi cura del mondo. Ecco, questo grazie. E poi anche penso che stasera abbiamo visto Mara Navarria come atleta e penso sia stato importante perché ci hai trasmesso tutte le emozioni, no? E le sensazioni che vivi durante una gara e le preparazioni, quindi siamo andati proprio nel profondo dell'atleta, dico. E allo stesso tempo, ripeto, come ho detto prima, la persona che sei nella parte della tua quotidianità, che insomma ti rende una persona veramente speciale, una grande persona, e quindi io penso che stasera tutti portiamo a casa un po', sì, qualche positività in più, che ci dà anche la forza poi di vivere la nostra quotidianità. Ecco. Io passo ai ringraziamenti, veramente ringrazio ASD Scherma Vittorio Veneto per averci portato qua Mara Navarria e ringrazio Michela Tochet per averci aiutato a dialogare con Mara. Ringrazio tutti voi atleti, ringrazio anche la società dell'Accademia Scherma San Marco, ringrazio la Tenda TV che ci segue in queste serate. E Flavio, ultima cosa, sì? Sì, no, volevo Sì? concludere prima di dare un pensiero alle nostre due relatrici. Sarà così un ricordo di questo scorcio di Ceneda che vi porterete a casa. Però sì, tanti spunti. Quello che mi premeva di dire è che sì, lo sport è prima di tutto educazione, no? Però soprattutto noi che facciamo scherma, questo ce l'abbiamo proprio insito, no? Lo scherma, quando parliamo di scherma si parla sempre di lealtà, onore, correttezza e in primis quello che dovrebbe fare lo sport, insegnare proprio a vivere questo, a vivere le emozioni, a vivere le sconfitte, a vivere le vittorie, però sempre in maniera positiva, no? E noi cerchiamo di fare questo e dovrebbe essere tutto lo sport che fa questo, però purtroppo alle volte cadiamo in alcune situazioni che non sono proprio idilliache. E io penso che i ragazzi abbiano avuto molti spunti su cui riflettere, non solo i ragazzi ma anche i genitori, perché Mara ha detto tantissime cose, però anche volevo fare un ringraziamento da
da maschio, se me lo permetti, a ringraziare anche tuo marito, perché al di là che fosse il tuo preparatore atletico, penso che avere la persona giusta al fianco che ti sostiene, ti supporta, sia un valore aggiunto, e dunque i tuoi risultati penso che siano da attribuire un pochino anche a lui. E dunque un applauso. E adesso i due cavalieri qua della scherma Vittorio Veneto vi omaggiano di un pensiero di un artista locale, come ho detto prima, se volete aprirlo c'è uno scorcio qui di Ceneda. Grazie, che meraviglia. Grazie mille, veramente. E grazie Mara. E grazie ragazzi e in bocca al lupo soprattutto. Per tutto, oltre la scherma anche. Grazie, chiudiamo qua. Volevo anche ringraziare, scusate, lo facciamo poche volte, ma gli uffici, in particolare Caterina Mattiuzzo, che è sempre presente qui con noi, è doveroso ringraziamento. E vi do appuntamento per, se non erro, giovedì prossimo, Massimo sì, giovedì prossimo, che c'è la serata sull'inclusione e lo sport, molto interessante, quindi magari ci rivedremo giovedì prossimo. Allora grazie a tutti della presenza, grazie tanto. Grazie Mara.